Bentrovati alle tre cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Una delle tre cose deve essere fatta assolutamente, quindi in questi territori vi aspettano belle cose che sono anche gli stessi territori di Go 2025. Dunque la domenica, lo diciamo sempre, è il giorno per molte persone per svagarsi, per altrettante persone la domenica è il giorno dell'andare in giro e per altrettante persone ancora magari è il giorno del mettere assieme queste cose. Bentrovati nei territori dell'antica contea. Adesso abbiamo le nostre tre cose. Partiamo con la prima. Siamo in quel di Gorizia, Colli Goriziani Historic, la classica di primavera, come vedete dal titolo che si trova sul sito di Promoturismo FVG. C'è anche un bel disegno. È una tradizione molto sentita. Andiamo a vedere per quanto riguarda domenica. Noi parliamo partenza da Corso Verdi, poi si faranno il giro Doneglia del Collio, Faradisonzo, Mariano, Prepoto, eccetera eccetera. Andiamo a vedere una descrizione. Per la 19ª edizione nel 2024 ritorna la classica formula dei 2 giorni di manifestazione alle 9:30, partenza da Gorizia, zona pedonale di Corso Verdi, e poi ci saranno le classiche prove sul Monte Calvario. È un'occasione anche per chi ovviamente non partecipa ad andare a vedere queste macchine storiche che sono una rarità, e quindi è una bella cosa da fare, rivivere un po' il passato. Per informazioni www.colligorizianihistoric.it, organizzato dal Club Gorizia Automoto Storiche. E la seconda cosa da fare, ci spostiamo a Monfalcone. È l'ultimo giorno di Monfalcone in fiore per questa domenica e è facile capire di cosa si tratta. Da 24 al 28 aprile balcone fiorito, e poi puoi partecipare con la foto, poi ci saranno le premiazioni, insomma una manifestazione che vede la città dei cantieri con le infiorate. In questo caso si svolge in centro città, come vedete dal sito di Promoturismo. Andiamo a vedere qualche riga. Descrizione: Monfalcone in fiore torna a donare i colori e i profumi della primavera alla città di Monfalcone fino al 28 aprile. In Piazza della Repubblica, Piazza Unità, Via Battisti e Piazza Cavour si coloreranno con tanti stand di fiori, piante e oggettistica. Poi abbiamo tutto il programma ormai passato per quasi tutta la manifestazione. Domani è l'ultimo giorno, organizzato da Monfalcone, Flash SRL e Assofiori Italia, Associazione di Solidarietà e Vita ODV e Croce Rossa Italiana. Questa è la seconda cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Monfalcone in fiore. Terza cosa da fare. La terza cosa da fare è questa qua. La terza cosa da fare è il secondo festival delle dimore storiche, come vedete dal sito di Promoturismo, aperto a tutti i bambini. C'è anche il bollino. Per quanto riguarda il manifesto è abbastanza, si dimostra bene di quello che si parla. Andiamo a vedere, è un festival che è diffuso su tutta la regione in varie località. Andiamo a vedere le dimore che sono in provincia di Gorizia da visitare: Villa Attems Cernozza di Poscastro a Lucinico, poi Villa del Torre a Romans di Sonzo e Villa Marchese de Fabris a San Canzian di Sonzo, organizzato dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. E questa è la terza cosa da fare per quanto riguarda le cose da fare in questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. No, non abbiamo altro, abbiamo finito. Vi ringraziamo di essere rimasti con noi. Se passate dalle nostre parti e ci lasciate un like alla nostra pagina Facebook che vedete sotto, ci permettete di tenere compagnia sempre a più persone. Voi sarete sempre informati di quello che succede nei territori di Go 2025, che sono gli stessi dell'antica contea, e a questo punto ci vediamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao!